Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti al confronto Crisi di civiltà e disordine del mondo. A guidarci in questo confronto Manlio Graziano insegna geopolitica e geopolitica delle religioni alla Paris School of International Affairs di Sciences Po e alla Sorbona. Dirige il Nicholas Spykman International Center for Geopolitical Analysis, scrive su Limes, Gnosis e il Corriere della Sera e collabora con International Affairs Forum. Ha scritto per Mondadori nel 2024 Disordine mondiale perché viviamo in un'epoca di crescente caos. In collegamento con noi dal Brasile Paula Montero, antropologa, insegna all'Università di San Paolo, compie ricerche su religioni, diritto, secolarismo nel Brasile contemporaneo. Maurizio Scarpari ha insegnato lingua cinese classica all'Università Ca' Foscari. È autore di La Cina al centro, ideologia imperiale e disordine mondiale, edito nel 2023. Jean-Leonard Toady, docente di Global Humanities alla Sapienza di Roma, è autore e conduttore di programmi RAI che si occupano di rapporti Nord-Sud, Africa, immigrazione e intercultura. Collaboratore di Nigrizia, Limes, Aspenia e dell'ISPI, cura la rassegna stampa africana di Radio Radicale. È stato deputato al Parlamento italiano, lavora per la FAO. E infine a moderare l'incontro Nicola Gasbarro, antropologo, presidente del Comitato Scientifico di Vicino Lontano e membro della giuria del Premio Terzani. Grazie mille. Benvenute e benvenuti. Quest'anno Metamorfosi ci sta cambiando già la vita perché vedo che il pubblico prende veramente sul serio i dibattiti di quest'anno e allora mi veniva in testa una frase di Papa Francesco che dice: non viviamo in un'epoca di cambiamento ma in un cambiamento d'epoca. Forse perché sentiamo questa esigenza, i dibattiti vedo che sono dovunque e sempre ben seguiti. Quando è stato proposto questo tema io ho subito pensato a Terzani, ovviamente, e mi aveva colpito già un passaggio delle sue lettere della guerra. Terzani scrive: il mondo è cambiato, dobbiamo cambiare anche noi, innanzitutto non facendo più finta che tutto è come prima e che possiamo continuare a vivere vigliaccamente una vita normale. Con quel che sta succedendo nel mondo la nostra vita non può, non deve essere normale. Da questo momento dovremmo avere vergogna. Io ovviamente non ho né il carisma di Papa Francesco né l'immaginazione esistenziale di Terzani, per cui mi sono dovuto, andare a studiare un po' di scienze sociali per capire che cosa sta accadendo. E allora un'ultima citazione: mi aveva colpito anche una frase di Houellebecq quando dice che la metamorfosi è qualcosa che sta cambiando veramente la natura dei sistemi sociali. E allora ho pensato a questo dibattito, dico: ma che cosa sta succedendo da un punto di vista antropologico? Non è che stiamo assistendo ad una specie di deriva dei continenti in cui ognuno ripensa il mondo a modo suo, e questo, per usare un titolo dell'amico Graziano, comporta anche un disordine mondiale? Allora ho provato a mettere insieme persone un po' diverse per guardare a questa realtà da più punti di vista. Ovviamente non poteva mancare chi ha analizzato da par suo Graziano, che parla appunto nel suo libro di Disordine del mondo, poi ovviamente la Cina, che è una delle angosce del nostro tempo, e quindi Maurizio Scarpari, e poi inevitabilmente altri ambiti di civiltà che spesso noi trascuriamo, e cioè l'America Latina, Paola Montero, che ringrazio, una mia cara amica, ringrazio di essere con noi a Udine, e poi evidentemente l'Africa, che ancora di più ci pone problemi e ci sfugge. Per cui il quadro generale è questo. Allora io comincerò con una domanda banalissima a tutti: ma
dal vostro punto di vista, vorrei cominciare con Maurizio, che cos'è la globalizzazione? Cioè, come la Cina si ripropone al centro in un ambito di globalizzazione? Beh, innanzitutto la Cina si è sempre vista al centro. Lo stesso termine cinese che noi traduciamo Cina, Zhongguo, sta a indicare proprio il paese che sta al centro del Tianxia, di tutto ciò che è sotto il cielo. Tutto il resto sono barbari. Quindi in questa concezione che ha retto l'impero per più di 2000 anni, oggi viene riproposta nel momento in cui Xi Jinping viene nel novembre del 2012, sale al potere e afferma senza alcuna esitazione: è finito il secolo della vergogna e dell'umiliazione nazionale. Quindi è finito il periodo che cominciò a metà dell'Ottocento con la seconda guerra dell'oppio, sotto la pressione delle potenze imperialiste occidentali e del Giappone, e inizia una nuova era, ed è l'era della Cina. Quindi riportare la Cina al centro, ma non solo al centro come spesso si crede o si vuol far credere o si è creduto, di un'espansione di tipo commerciale, ma di un'espansione di tipo egemonico, politico, e che sta assumendo sempre di più le parvenze anche di una espansione di tipo militare. L'acquisizione di porti importanti nel sud-est asiatico e anche la presenza in Africa, accompagnata dalla presenza della Russia, sempre più che la Russia ha una presenza molto più armata di quella della Cina, se posso dire, amici senza limiti in questo momento, nonostante dei trascorsi non del tutto amichevoli, ovviamente desta le preoccupazioni del mondo intero, per cui diciamo in gioco in questo momento vi è una competizione anche dura sul piano economico, sul piano commerciale, sul piano politico, ma anche sul piano dei valori. E speriamo che non diventi anche una competizione palese sul piano militare e che ci sia buon senso e che ci si fermi prima. Ecco, questo è un po', come dire, il senso della Cina al centro. Per fare questo ci si è serviti di un modello di governance rodato per più di 2000 anni, che io nel sottotitolo del libro ho indicato come ideologia imperiale, perché ha tutte le caratteristiche di essere un'ideologia imperiale, che ha portato e che porta ovviamente ad alimentare, se non proprio a produrre lei stessa in prima persona, ma comunque ad alimentare un disordine mondiale che è sotto gli occhi di tutti noi. Passerei subito all'America Latina. Ciao Paola, grazie di essere con noi. Noi abbiamo una visione anche molto europea della globalizzazione. La Cina ci preoccupa, per cui qualcosa sappiamo, però sappiamo molto poco di come questo fenomeno è visto dall'America Latina. Tu che vivi in Brasile, e ormai tutti vogliono avere rapporti col Brasile, non solo economici per fortuna, ma voglio dire, evidentemente c'è anche una curiosità intellettuale. Come vedi tu da antropologo brasiliana che vive in Brasile, come vedi la globalizzazione da un punto di vista dell'America Latina e del Brasile? Bom dia, boa tarde para vocês. Buongiorno a Muito tutti, obrigada buon pelo pomeriggio a convite, Udine, por grazie per avermi permitirmi invitata de novo. connessa dal Brasile. Tanto tempo que não nos vemos e Non ci nosso vediamo da colega tanto daqui, é um tempo prazer conversar com vocês. e mi fa piacere partecipare e dire la mia da qua giù. Então, o Brasil Allora, nunca se il pensou Brasile como centro, non si è mai nunca visto foi, come al centro, non è mai stato al centro di nulla, mas tem uma história que però vem desde ha o período una colonial de storia che ser risale al periodo um território coloniale muito fechado. di essere sempre piuttosto chiuso, Por várias e questo per vari razões, motivi. da fraqueza da coroa portuguesa, Ad esempio la debolezza desconhecimento do dei que coloni tinha dessas portoghesi, passagens, la a crescita dificuldade de controlar limitata, o território le imenso, difficoltà di controllare a territori briga immensi, com as coroas espanholas. poi i conflitti con la corona spagnola. Então, o Brasil Quindi il Brasile nunca foi muito global. non è mai stato globale né globalizzato. Se
fechou em si mesmo. è sempre stato piuttosto richiuso su se No stesso. período republicano, E poi, nel periodo del poi repubblicano, quando a família imperial veio para cá no século XIX, os portos verso do il Brasil XIX foram secolo, abertos i porti à brasiliani força. sono stati Foi molto a guerra aperti. que obrigou ao Brasil, Praticamente il pelo menos, Brasile entrar em si è relações visto econômicas com a obbligato Europa a a entrare partir un po' in dessa época. concorrenza economica con l'Europa. E esse fechamento perdura como Però ideologia até hoje. c'è una certa Embora, chiusura che dura ancora oggi a não somos livello mais tão fechados. ideologico. Per fortuna non siamo più così chiusi, ma l'atteggiamento generale è chiuso. Então, posso dizer que recentemente, no Posso però dire che pós-ditadura militar, recentemente, nel periodo post-dittatura militare, con il governo di Enrique Cardoso, dopo diciamo 95, o Brasil começou da allora il Brasile ha cominciato a ver os mercados ad aprirsi ai mercati internazionali, questo sì. tentar um pouco desprivatizar Ha cercato una certa privatizzazione delle imprese statali che erano molto potenti e cercarsi di aprirsi verso i mercati internazionali. esse movimento com idas e voltas deu Questo certo. movimento, questa tendenza ha avuto successo e così il Brasile a partire da allora si è inserito nella globalizzazione a tutti gli effetti e la Cina, oggi come oggi, è un partner fondamentale in questo processo di globalizzazione con il Brasile. É claro que ele é processo mais È comercial, chiaro che si tratta soprattutto di rapporti commerciali, il Brasile esporta un sacco di materie prime fondamentalmente exporta verso la soja, celulose, minerali di ferro, soia, cellulosa e petrolio soprattutto, e a China e invece la nos Cina invade com uma série de invade il nostro mercato con nuove tecnologie, automobili, motociclette, aerei, biotecnologie, biotecnologia, tecnologias de informação. tecnologie nuove, tecnologie informatiche, quindi è una relazione un po' squilibrata di sicuro anche per quanto riguarda i prodotti che importiamo ed esportiamo. Quindi nel Brasile ci sono due opinioni sulla Cina, viene percepita in due modi diversi. Parceiro, La Cina che è un partner fondamentale per la nostra vita economica di sicuro mas por outro lado, e al contempo dependência sentiamo una sensazione di dipendenza, di essere un po' troppo dipendenti dalle importazioni cinesi. Agora, o que é interessante com relação ao Brasil, que Per eu quanto acho que poi riguarda il Brasile e che è diverso ad esempio sicuramente dall'Africa, até onde eu sei, per quanto ne so almeno, porque o Estado é muito grande, il, sempre il Brasile è sempre stato molto grande e quindi questo va tenuto presente. sobretudo no plano di compra di território, Per quanto riguarda l'acquisto diciamo, di territori, ci sono leggi di stampo laburista, diciamo, China não conseguiu, che, digamos, controlar o sistema produtivo e che controlar o sistema e non si è riusciti a controllare il sistema produttivo, il sistema economico. ela E conseguiu fazer isso na África. invece in Africa la Cina ci è riuscita a fare questo, quindi a comprare perché le leggi non sono come quelle del Brasile. In Africa la Cina ha potuto comprarsi territori e diventare un po', prendere un po' il sopravvento. E do ponto di vista político, E poi dal punto di vista politico, oggi, soprattutto col governo di sinistra a nossa relação attuale, la nostra relazione è un po' ambigua perché o governo brasileiro acha que a co- China il governo brasiliano, governo di sinistra, si sente vicino alla Cina, sente un legame ideologico, c'è un'affinità ideologica, però al contempo il Brasile vuole essere al centro di una certa egemonia del mondo latinoamericano. Quindi in Brasile vogliamo produrre. Sì, sì, mi escutam? sì, sta chiedendo se la sentiamo, certo può continuare. Então, o Brasil pretende Dicevo, ser o centro di una certa il Brasile vuole essere al centro latino-americana, di una certa egemonia latinoamericana então procura e organizzare comissões quindi cerca di organizzare commissioni, organizzazioni entrar
nos BRICS, por esempio, ad esempio ovviamente nel gruppo dei BRICS, apenas, digamos, contra-ideológicas, né? diciamo una narrazione un po' Organizzazioni contro-ideologica contra-ideologiche delle organizzazioni ao che poder contrastano americano e ao poder dos Estados Unidos. l'ideologia, però soprattutto per contrastare lo strapotere degli Stati Uniti e del Nord America. Grazie Mas per só ora para Paola. completar, eu diria que o Brasil não se sente Completo latino-americano. dicendo però che il Brasile su questo fronte non si sente affatto latinoamericano. Grazie. Come vedete già il quadro è complicatissimo. Se poi aggiungiamo l'Africa, qua non ne usciamo più. Prego. Grazie. Grazie. Inizio con una piccola premessa, mi consentirà il moderatore, che sono contento di stare qua, sono contento di esserci tutti insieme, concessi questo tempo. Questi sono tempi che qualcuno descrive come tempi di stereorealtà istantanea, dove siamo bombardati da un'infinità di notizie una dopo l'altra e non abbiamo mai il tempo di fermarci per flettere, ossia ripensare il nostro vissuto collettivo, il nostro vissuto globale. Che cos'è la globalizzazione per l'Africa? Direi che è la fase suprema del colonialismo. Scusa, volevo dare qualche dato così il pubblico ha l'idea della complessità. Pensate che soltanto a livello demografico l'Africa oggi fa 1 miliardo e 100 milioni di persone, nel 2050 sono previsti 2,4 miliardi di persone, cioè 1/3 della popolazione mondiale. Il 60% di questa popolazione è sotto i 35 anni. Quindi immaginate che futuro si prospetta non solo per l'Africa ma per il mondo e noi pensiamo di risolvere tutto con qualche barcone. Io volevo solo dire che c'è una complessità dietro questi numeri, stamattina so che c'è stata una bella cosa sulla demografia, ecco il futuro del mondo deve fare i conti anche con questi dati demografici, oltre che con le egemonie già presenti di cui stiamo parlando. Prego. Grazie. Stavo dicendo che la globalizzazione per noi è la fase suprema del colonialismo. Noi siamo il popolo che ha subito per secoli la cosiddetta missione civilizzatrice, l'occidentalizzazione del mondo, così come la chiama Serge Latouche in un bellissimo libro edito in Italia da Bollati Boringhieri. Siamo quel popolo che, in nome di questi principi che erano i pilastri dell'occidentalizzazione, un sistema filosofico, l'illuminismo, un sistema economico, il capitalismo, una religione, il cristianesimo, in nome di tutto questo siamo stati dichiarati un popolo senza storia. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, 1834, e per uno come Hegel, che dice che ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale, se non sei dentro la storia che ha un suo sviluppo razionale, sei alla soglia dell'umanità. Dopodiché qualcuno mi deve spiegare come il popolo, teatro del processo di ominizzazione che ha fatto dell'Homo sapiens quello che è diventato, può stare dentro e fuori dalla storia, però questa è un'altra questione. Dicevo che la globalizzazione per noi è lo stadio supremo del colonialismo, del senso che questo processo imponente che inizia con la rivoluzione industriale, con la creazione della macchina a vapore, che passa per la seconda rivoluzione industriale del dopoguerra e che arriva ai giorni nostri, che Bauman descrive come la globalizzazione dei flussi di merci, flussi di investimenti, flussi di informazioni, quindi sono flussi importanti, anzi io direi
flussi di informazioni prima di tutto, perché l'informazione ha come compito la standardizzazione dei modelli di vita e quindi precede i flussi delle merci, perché se non c'è l'omogeneizzazione e la standardizzazione degli stili di vita e dei modelli di consumi, non arriva poi la produzione globale dei beni. Quindi noi siamo sottoposti in questo momento a questi flussi imponenti, determinati e causati dalla globalizzazione, e viviamo ciò che Bauman dice, la dicotomia tra i flussi che sorvolano i territori, quindi non attraversano i luoghi, perché vanno al di là dei confini tracciati dalla sovranità degli stati, così come li abbiamo conosciuti finora, e quindi il rischio che questi flussi sorvolino i territori, quindi i luoghi reali dove le comunità e le persone vivono, producono e riproducono la ricchezza materiale e simbolica, perché per noi in Africa la ricchezza non è solo materiale, è simbolica, è relazionale, è antropologica. Questa globalizzazione dei flussi in qualche modo compie un gap tra flussi e luoghi, tra flussi e località, quindi siamo di nuovo in un processo di colonizzazione. Ecco perché dicevo che la globalizzazione è lo stadio supremo della colonizzazione, nel senso che questa globalizzazione, a partire dagli anni '80, che ha imposto agli stati africani e agli stati dell'America Latina un modello economico neoliberale, ossia dove il peso dello Stato doveva dimagrire per lasciar posto al mercato, la quale promessa del mercato era: aumentiamo la torta, se aumenta la torta aumenterà il numero delle persone che mangino questa torta. Sulla carta è vero, produciamo più beni quantitativamente e qualitativamente di quanto nessun'altra generazione prima di noi abbia creato. Peccato che più la torta è grande e qualitativamente alta, meno persone la stanno mangiando. Ecco che il continente africano, che ha alimentato la rivoluzione industriale grazie alle sue materie prime, che sta alimentando la globalizzazione, che alimenterà la transizione ecologica, perché il cobalto, il coltan, tutte le risorse che contribuiscono alla nuova economia sono tutte, questa è la disgrazia degli africani, che sono ricchi di materie prime, ma poveri perché le loro risorse, in un gioco estremamente strano e perverso, dal XVI secolo fino adesso, sono risorse che in maniera predatoria va ad alimentare le economie di altre regioni del mondo. Quindi l'esigenza, e finisco con questo, così andiamo anche verso la discussione, l'esigenza per noi è di interrompere il ciclo predatorio che dura dal XVI secolo per avere un'economia che sia finalmente un'economia vernacolare, cioè che parli la lingua dei bisogni e delle capacità dei popoli e dei territori africani. Ma all'interno della globalizzazione, dove sta sicuramente declinando il modello occidentale, la mano messa dell'Occidente sull'Africa, vedete quello che succede contro la Francia, cosiddetto sentimento anti-occidentale. Io lo vorrei declinare come piuttosto un sentimento afrocentrico, non è contro qualcuno, è il momento per l'Africa di guardare a se stesso. Quindi il continente in questo momento, avendo rigettato l'Occidente, rigettandolo sempre di più, sta entrando in un processo interessante di multiallineamento funzionale, per cui i partner me li trovo io in funzione del mio progetto. Può essere oggi la Cina, domani l'Europa, dopodomani il Brasile, dopodomani qualunque altro paese. E questo capisco che sconcerti gli occidentali che hanno sempre avuto un rapporto esclusivo con il continente, però è una dinamica molto interessante, una dinamica di ricomposizione geopolitica e di caos geopolitico, che però per l'Africa può essere l'inizio di un cosmos afrocentrico. Grazie.
come vedete l'Africa pensa in termini africani quello che oggi viene definito il multilateralismo delle civiltà o l'allineamento multiplo. Questo inevitabile comporta dei conflitti, no? Se l'America Latina fa così, l'Africa fa così, la Cina non ne parliamo, arriviamo al disordine mondiale. Sì, effettivamente L'Europa poi ovviamente sembra assente da questi processi, però è implicitamente presente sempre. No, Mi certo. ricordo, non solo in termini, voglio dire, anche gli abbandoni, lasciamo l'Africa a se stessa, significa poi permettere un altro tipo di colonialismo, come ci ha spiegato. Sì, la questione, io mi riallaccio a questo dibattito sulla globalizzazione perché in effetti il multilateralismo da un punto di vista politico è la conseguenza inevitabile della globalizzazione. Ovviamente la globalizzazione è vista anche in modi molto diversi. Io ho una visione molto antiquata, se volete, della globalizzazione, nel senso che la vedo come semplicemente uno sviluppo quasi naturale del capitalismo su scala mondiale. D'altra parte adesso è uscito di moda, nessuno lo legge più ed è anche un peccato, anche perché è un libretto di una cinquantina di pagine, però se qualcuno si azzardasse a rileggere il manifesto del Partito Comunista, scritto nel 1847 da Marx e Engels, pubblicato nel 1948, scoprirebbe nelle primissime pagine che c'è la descrizione del mondo attuale. Nel senso che c'è una descrizione della globalizzazione che è la più sintetica, la più chiara, la più completa che possiamo trovare. È proprio nelle prime pagine, per cui se non vi interessa andare oltre potete fermarvi lì, pagina 15-20, da quelle parti. Perché loro, oltretutto in quella descrizione, parlano al passato, usano i tempi al passato, in un momento in cui il capitalismo era sviluppato in Inghilterra ovviamente, cominciava a svilupparsi in Francia, in Germania, negli Stati Uniti e basta. Quindi da cosa viene questa visione profetica? Non che Marx e Engels si facessero le sedute spiritiche, ma semplicemente conoscevano i meccanismi di funzionamento del capitalismo. E siccome il capitalismo industriale ha una produttività che è incomparabilmente superiore alla produttività di tutti gli altri sistemi produttivi precedenti, era inevitabile che li sgretolasse tutti e prendesse il posto di tutti e lo prendesse nel mondo intero. Rileggetevi quelle pagine perché sono veramente interessanti, perché parla anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista della trasmissione delle idee, abbiamo parlato dei flussi, la terminologia è diversa ma la descrizione è proprio quella. Quindi allora, traiamo delle conclusioni rapidamente. Se è vero che il capitalismo industriale è in grado di espandersi ovunque, ma a ritmi molto differenziati, nel senso che non tutti sono in grado di essere delle Inghilterre, di sviluppare il loro proprio capitalismo industriale, anche perché molto semplicemente quelli che ci arrivano prima tenderanno a sfruttare quelli che ci arrivano dopo, come è successo nel corso di questi 2 secoli. Soltanto che quando un paese fa degli investimenti in un altro paese dà origine allo sviluppo anche lì. E io nelle mie analisi della decolonizzazione, per esempio, facevo riferimento proprio a questo, un fenomeno che è un altro fenomeno naturale del capitalismo, cioè il fatto che quando si portano dei capitali in un paese si dà origine a uno sviluppo molecolare del capitalismo, che ha evidentemente, adesso la faccio corta, ma che evidentemente ogni capitalismo locale ha i suoi interessi che finiscono poi per confliggere con gli interessi di chi ha portato i capitali per primo. L'esempio classico è l'esempio degli Stati Uniti. A un certo punto la borghesia che nasce nelle 13 colonie ha bisogno di difendere i propri interessi, che non sono necessariamente gli interessi dell'Inghilterra, e quindi comincia una lotta anticoloniale, che è il modello di tutte le lotte anticoloniali. Tra l'altro aggiungo un dettaglio che
è un dettaglio eminentemente politico, ma che non si può e non si deve sottostimare, ed è il fatto che tutte le battaglie anticoloniali riescono grazie all'aiuto di altre potenze che hanno tutto l'interesse a cacciare le vecchie potenze coloniali. Ritorniamo agli Stati Uniti, chi è che aiuta gli americani a vincere quella che loro chiamano la guerra rivoluzionaria, che poi è una guerra anticoloniale semplicemente? È la Francia. Perché la Francia? Perché la Francia era ostile alla Gran Bretagna, aveva perso la guerra dei 7 anni poco tempo prima, e la Francia voleva giocarsi la rivincita e quindi aiuta i rivoluzionari americani a compiere la loro operazione di liberazione dalla potenza coloniale britannica. Ed è un meccanismo, appunto, come dicevo, che si ripete. Tra l'altro, senza l'aiuto della Francia, questo tutti gli storici sono concordi, quella operazione politico-militare sarebbe fallita, di sicuro. Non ce l'avrebbero fatta a vincere contro i britannici. Quindi questo meccanismo per cui si gettano le sementi dello sviluppo locale fa sì che nascano delle altre potenze. E questo lo troviamo di nuovo anche, per esempio, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando gli Stati Uniti portano capitali in Europa e in Giappone e danno origine al miracolo economico giapponese e tedesco, e italiano e francese, perché poi, a parte la Gran Bretagna, praticamente tutti i paesi europei hanno avuto dei miracoli economici con dei ritmi di sviluppo estremamente elevati. Nel suo libro del 96 Kissinger è quasi offeso, dice: ma come, noi vi abbiamo portato i capitali e voi adesso siete contro di noi? È abbastanza inevitabile, perché quando si sviluppa l'industria, si sviluppano degli interessi locali, questi interessi finiscono anche per confliggere con gli interessi di chi ha portato i capitali. Siamo sempre nell'ambito dello stesso meccanismo. Quindi a un certo punto la Germania e il Giappone cominciano ad avere delle esigenze politiche che prima non avevano, anche perché erano stati distrutti, e che adesso hanno, perché hanno conquistato una forza economica tale da poter, non soltanto da potersi permettere di avanzare, ma proprio delle esigenze che sconfinano sul campo politico. Si parlava delle regole che devono essere definite prima. Certo, le regole che erano state definite alla fine della Seconda Guerra Mondiale non prevedevano la Germania e il Giappone. E a un certo punto Germania e Giappone dicono: scusate, adesso nel giro ci siamo anche noi. Nel 1975 viene creato il G7, che all'epoca non era ancora 7, ma era 5, ma comunque, e chi c'è in questo G7? Ci sono le potenze vincitrici della guerra, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, sempre che la Francia abbia vinto la guerra, ma questo è un altro discorso, e poi ci sono la Germania e il Giappone, perché entrano in una specie di direttorio in cui si discutono le cose. Prima non era previsto una cosa del genere, poi ci entrerà anche l'Italia, terzo paese sconfitto, non era previsto. Con la Cina è la stessa cosa. Adesso negli Stati Uniti c'è una polemica che è surrealistica contro Clinton, poi tra l'altro, che non è neanche l'unico responsabile della cosa, anzi, sul fatto che noi gli abbiamo dato, perché gli abbiamo dato i capitali, perché abbiamo portato tutti quei soldi in Cina col risultato di fare della Cina il nostro rivale. Ma perché negli anni 90 e soprattutto negli anni 90 tutti gli americani, tutti gli imprenditori americani dicevano: ragazzi, qui dobbiamo andare in Cina, perché se non andiamo in Cina, che è l'Eldorado, adesso chi va in Cina fa degli affari meravigliosi, lasciamo la Cina a chi? Agli europei e ai giapponesi. E allora almeno non soltanto ci andiamo perché ci vogliamo arricchire, che ci si arricchisce facile, ma evitiamo che i nostri competitori reali, che sono i giapponesi e gli europei, si arricchiscano a scapito nostro. Quindi il multilateralismo è all'origine del disordine internazionale, multipolarismo soprattutto, multilateralismo riguarda più le istituzioni internazionali, il multipolarismo è all'origine del disordine perché ci sono oggi tanti attori con tante esigenze e tanti interessi diversi e conflittuali fra di loro, per cui è evidente che il disordine è destinato ad aumentare, perché sono destinati ad aumentare gli attori sulla scena. Grazie. Ci torneremo subito dopo sulle vie. Come vedete il quadro è complicatissimo, quindi
bisogna cercare di come dire, aggirare questa difficoltà per capirla con uno sguardo da lontano, altrimenti rischiamo di non... perché allontanandoci vediamo più cose e siccome la realtà è molto complessa, questo sguardo si deve allontanare il più possibile e uscire dall'etnocentrismo, da quello che noi consideriamo ancora il centro del mondo. Poveri noi. Io volevo tornare un attimo sull'Africa perché mi ha colpito molto quello che dicevi prima e mi faceva pensare a due cose. La prima è un'espressione di Marco G, che è un africanista che certamente conoscerai, diceva l'Europa nei confronti dell'Africa è passata dal colonialismo all'abbandono. No? E l'altra è di un missionario molto bravo che conosce bene l'Africa, o certamente lo conosce molto meglio di noi, che è Alex Zanotelli, che conoscerai sicuramente. Alex Zanotelli dice: quando penso all'Africa che conosco io, non solo critico il colonialismo religioso, giustamente, di cui tu hai parlato, ma penso addirittura che Dio si è ammalato. Io trovo questa espressione molto forte, detto da un missionario. Ma come sta il Dio degli africani adesso? Cioè, c'è, se non nella religione, c'è qualcosa che può contrastare questo dominio incredibile dell'economia, degli interessi, tra l'altro non africani, e tornare a quello che tu chiamavi un'Africa modulare, più, come dire, più africana? Cioè, si può rimettere l'Africa al centro? Qual è la strada possibile? La politica? Che ne so, la cultura? Non ho idea. Tu che dici? Allora, rispondo rapidamente alle tue domande, ma prima vorrei reagire sull'ultima frase che hai pronunciato. L'Africa al centro del mondo. L'Africa non vuole essere al centro del mondo. Questo mi pare già Questa una grande è stata un'ossessione tutta occidentale di voler essere al centro del mondo, è stata ed è una ossessione tutta occidentale. Con questo inganno di un particolare europeo che nel corso dei secoli ha lavorato per presentarsi come universale, valido per tutti. Quindi l'Africa non vuole essere al centro del mondo, l'Africa vuole essere uno dei particolari che nell'incontro delle civiltà che noi auspichiamo su basi paritari di riconoscimento reciproco porta la sua pietra alla costruzione di un universale vero, non il falso universale dell'Europa che si erigeva da particolare a universale per tutti, ma nella costruzione di un universale l'Africa vuole essere uno di questi particolari che porta il suo contributo. Quindi Marco G, che parla quindi di questo abbandono dell'Africa, sì, c'è stato questo abbandono alla caduta del muro di Berlino. Qualche esperto l'ha chiamato la solitudine geopolitica dell'Africa, che viene abbandonata da chi? Dai suoi interlocutori tradizionali, dalla Francia, dall'Inghilterra, dall'Europa tutta. Perché? Non per cattiveria, perché oggettivamente in quel momento si aprivano i confini all'est e quindi gli europei legittimamente dicono: ma è più facile andare all'est, è vicino a noi, abbiamo la stessa cultura, condividiamo lo stesso spazio geografico, quindi gli sforzi europei sono andati verso l'Europa orientale. Ma l'Europa stessa era in un processo di ridefinizione del proprio progetto attraverso le politiche di convergenza per la moneta unica. E quindi, distratta da questo, ha forse pensato erroneamente che l'Africa non fosse più interessata. Tra l'altro l'Africa viene a perdere, con la caduta del muro di Berlino, la rendita geopolitica sulla quale ha vissuto dall'indipendenza in poi. Cioè, nel gioco delle due potenze, dei due blocchi, l'Africa è stato un teatro
importante di contrapposizione tra Occidente e Oriente. Caduto il muro di Berlino, anche questa rendita geopolitica viene a cadere. E però la geopolitica, come la vita in generale, come la natura, ha orrore del vuoto. Se tu crei un vuoto, questo vuoto viene a essere riempito da qualcun altro, e questo coincide con la crisi del debito dei paesi africani tra l'80 e il 90. Crisi del debito che ha fatto sì che i governi africani erano in ginocchio, erano veramente in ginocchio, con la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale che giocavano il ruolo di quello che a Roma chiamano i cravatari, no? Quelli che ti mettono la cravatta al collo e ti strozzano finché non paghi il tuo debito. In questo orizzonte di catastrofico appare la Cina, che ti dice: guardate, io non ho colonizzato l'Africa, vi porto i soldi senza condizionalità, così vengono chiamati nell'ambiente internazionale, mi puoi pagare in natura. Attenzione, c'è il principio di non ingerenza negli affari interni degli stati che la Cina mette sul piatto, per i dittatori africani era una pacchia. Non mi chiede condizionalità politiche, non mi chiede processi di democratizzazione, non mi chiede rispetto dei diritti umani, mi porta un sacco di soldi, non è un cravataro come quelli della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Cosa posso desiderare di più? L'Europa oggi dice è neocolonialismo quello cinese. Senti chi parla, che cosa hai fatto fino a pochi secoli fa? No? Quindi siamo un po' in questa definizione. Ultima risposta alla tua domanda, che mi pare questa più importante, la solitudine invece dei popoli africani, la doppia solitudine dei popoli africani, soli di fronte ai meccanismi perversi dell'economia internazionale, quello che Giovanni Paolo II chiamava le strutture di peccato nell'enciclica Sollicitudo Rei Socialis, perché le strutture di peccato in quell'enciclica per Giovanni Paolo II non è la somma dei peccati individuali, ma è il funzionamento del sistema che produce di per sé ingiustizia, oppressione. Quindi il popolo africano è solo davanti ai meccanismi della politica internazionale che non padroneggia, ma è sempre più solo di fronte alla propria leadership, che si è ritagliato per sé il ruolo esclusivo di intermediari d'affari tra le risorse naturali e il mondo esterno, quindi che ha rinunciato a fare politica. La politica offshore, questa leadership offshore, che non conosce il fango e il sudore delle comunità e dei popoli africani, per me in questo momento è la grande questione della politica africana. Cioè come tornare a riconciliare l'Africa con stessa, prima di tutto con questa leadership offshore che tratta più con l'ENI e con Shell piuttosto che con i propri popoli. Grazie. Volevo tornare mi hai dato un assist formidabile su Papa Francesco che adesso ci giochiamo insieme a Graziano. Voi sapete che è di grande attualità questa cosa, che Papa Francesco è stato invitato anche al grande raduno dei grandi della terra in Italia e in Puglia il mese prossimo. La nostra Presidente del Consiglio, meglio la loro Presidente del Consiglio, si è molto rallegrata di questo fatto e se ne è vantata molto della presenza di Papa Francesco. Poveraccia, non sa cosa l'aspetta, secondo me, ma vedremo. Intanto volevo chiedere a Graziano, ma la Chiesa Cattolica ha sempre avuto un po' questo pallino dell'universalismo, come dire, di un cattolicesimo che stesse un po' sotto lo stesso Dio, chiaramente in termini di pensiero monoteistico, però sotto c'era un pensiero globale, al punto che tu avevi a un certo punto delle tue ricerche avanzato un'ipotesi di santa alleanza del ruolo delle religioni
in questo disperante deriva dei continenti. Come la vedi oggi? Beh, allora, intanto è vero che la Chiesa Cattolica è universalista non soltanto perché il suo nome è quello, perché cattolicos vuol dire quello, ma perché è l'unica organizzazione religiosa, istituzione religiosa che ha una ramificazione mondiale, una presenza mondiale, una ramificazione mondiale. Esiste addirittura una carta geografica, se voi cercate su internet la trovate, di tutte le diocesi del mondo. E ci sono le diocesi in tutto il mondo, in effetti, anche in paesi dove non c'è neanche mezzo cattolico, neanche se lo cercate sotto le pietre. Però c'è una diocesi, perché il principio evangelico è che bisogna portare la parola, la buona parola, agli estremi confini della terra, e quindi questa è l'azione che ha fatto la Chiesa Cattolica. Ha quindi una rete diocesana mondiale, ma che al di là della finzione di certe diocesi che non possono esistere per evidenti ragioni, che però ci sono e hanno delle teste, queste diocesi, hanno dei vescovi, tutti. La ramificazione della Chiesa Cattolica è effettivamente universale e quindi da questo punto di vista la Chiesa Cattolica ha sempre pensato in termini universali, anche se è sempre stata un'istituzione europea, fondamentalmente europea, e continua a essere un'istituzione europea nonostante il Papa sudamericano, soprattutto è rimasta quello che è rimasta, cioè universale, proprio perché è una struttura centralizzata, nel senso che c'è una gerarchia, c'è un capo riconosciuto almeno ufficialmente da tutti i cattolici del mondo, che dice quello che bisogna credere e non credere. Ed è l'unica religione che ha questa caratteristica, non ce n'è nessun'altra. Ci sono delle chiese cristiane ortodosse che al loro interno sono molto gerarchiche, organizzate, ma la loro influenza non va mai al di là delle frontiere nazionali, o se ci va in maniera critica, come è il caso della Chiesa ortodossa russa, che ha delle diocesi anche in Ucraina, sicuramente in Bielorussia, ma perché questa è un'eredità dell'impero russo e dell'impero sovietico, quindi è rimasto così, anche se recentemente il potere politico ucraino ha fondato una chiesa ucraina indipendente. Quindi la Chiesa Cattolica ha organizzazione e quindi organizzazione, centralizzazione e ha esperienza. Un'esperienza politica, abbiate pazienza, io ho studiato la geopolitica delle religioni e quindi tratto queste cose da un punto di vista esclusivamente politico. Poi sì, qualcuno mi viene a dire no, ma c'è lo Spirito Santo, è un'altra, entriamo in un altro campo. Dal punto di vista politico la Chiesa Cattolica è l'istituzione che ha la più lunga esperienza nel mondo, non ce ne sono altre. Di continuità, perché ovviamente la Cina rivendica 5.000 anni, anche pompando un pochettino, 5.000 anni di esperienza politica, l'Iran, la Persia anche ha migliaia di anni di esperienza politica alle spalle, ma sono delle esperienze che hanno incontrato delle enormi discontinuità. Se si contano le dinastie che si sono succedute in Cina, non si può parlare di un filo unico senza interruzioni. Anche dalla dinastia Qing alla dinastia Mao Zedong c'è stata qualche interruzione, no, nel frattempo. Quindi nella Chiesa Cattolica anche ci sono state delle rotture di continuità, ma sono state tutte all'interno della Chiesa. La più grande rottura di continuità è il Concilio Vaticano II. Per chi conosce cos'era la Chiesa e cosa diceva la Chiesa prima del 1962 e dopo il 1965 si rende conto che stiamo parlando di due cose diverse. Però il traghetto è stato fatto dalle stesse istituzioni, dalle stesse persone, e chi era cattolico prima del 62 è continuato ad essere cattolico dopo il 65 e quindi ha vissuto, ha interiorizzato questa trasformazione. Dal Concilio Vaticano io traevo l'idea di questa possibile Santa Alleanza. Che cos'è l'idea? Ovviamente non stiamo parlando del 1815, stiamo parlando di un'ipotesi per cui la Chiesa è l'unica istituzione religiosa in grado di guidare tutte le altre religioni alla riconquista del mondo, cioè a rimettere Dio al centro della scena politica. Cattolici, buddisti, induisti, musulmani, cristiani di altre fedi, tutti dicono
in un modo o in un altro che i mali di questo mondo sono dovuti al fatto che Dio è stato espulso dalla dimensione politica. Quindi tutte queste religioni sono in lotta permanente contro quello che viene chiamato in Italia l'illuminismo, anche se la Chiesa Cattolica lo fa in maniera molto intelligente, perché è contro l'illuminismo nella sostanza e difende l'illuminismo nella forma oggi, non certo prima del 62. E quindi siccome tutte vorrebbero rimettere Dio al centro della politica, chi è che può federare queste ambizioni? La Chiesa Cattolica. Quindi era un progetto che secondo me è nato anche abbastanza palesemente con il Concilio Vaticano II, con la fine dell'anatema nei confronti delle altre religioni. Una delle dichiarazioni del Concilio è che tutte le religioni hanno una scintilla di verità, cito testualmente, e quindi fare questo processo. Ora, rispetto all'epoca in cui ho scritto il libro, non è che stiamo parlando del Medioevo, anche se sono molto vecchio, ma non stiamo parlando del Medioevo. Il libro mio sulla Guerra Santa e Santa Alleanza è uscito nel 2014 e rispetto ad allora le cose sono cambiate molto, molto. E oggi quell'ipotesi che facevo di Santa Alleanza non può essere più presentata come la presentavo allora, perché per due ragioni essenzialmente. Uno, perché la Chiesa Cattolica in sé è cambiata con il pontificato di Papa Francesco. Due, relativamente, molto relativamente, poi se volete aggiungo qualche cosa. E due, perché, ed è questa la ragione fondamentale, c'è stata in mezzo la crisi del 2008. Voi mi direte, non sei bravo in aritmetica perché il 2008 viene prima del 2014, quindi sì, però in tutte le vicende umane ci sono degli shock le cui ripercussioni si hanno in seguito. La crisi del 1929 ha avuto le sue ripercussioni più gravi nel 1932, non nel 1929. E qui lo stesso, le ripercussioni psicologiche, su cui tra l'altro, visto che facciamo tutti un po' di pubblicità, ho scritto anche un libro che si intitola La geopolitica della paura, pubblicato da Bocconi Editore. Le ripercussioni psicologiche sono state quelle che abbiamo sotto gli occhi di tutti, cioè quelle che possiamo chiamare le sommosse elettorali, le rivoluzioni elettorali, che hanno portato a una situazione del panorama politico che conoscete bene in Italia, che conosciamo bene in Francia ovviamente. Sappiamo che i partiti di estrema destra prenderanno tra il 32 e il 37% alle prossime elezioni europee, che hanno prodotto anche dei funghi velenosi assolutamente inimmaginabili precedenti come Donald Trump. Ora, questi qui, allora, qual era l'idea fondamentale del mio libro nel 2014? C'è un ritorno delle religioni. Perché le religioni sono tornate sulla scena politica? Perché la incertezza è aumentata. Le società si sviluppano, crescono, si confliggono fra di loro a dei ritmi sempre più accelerati. Questo crea la perdita di punti di riferimento, su cui ha giocato moltissimo Samuel Huntington per esempio, e quindi la gente ha bisogno di certezza, ha bisogno di punti di riferimento, ha bisogno di aggrapparsi a qualche cosa. Le religioni rappresentano il punto di riferimento più solido perché esistevano prima, continuano a esistere, hanno dovuto imporsi in una lotta contro lo sviluppo del capitalismo, perché si sono tutte opposte allo sviluppo del capitalismo, e sono sempre lì, quindi danno più affidamento, e infatti è nata una sorta di religiosità laica o politica, se volete, che è quella che vediamo molto facilmente in Francia, forse in Italia si vede di meno, e che è che i francesi si riscoprono cristiani ma non vanno a messa, non battezzano i figli, non si sposano in chiesa. Sono cristiani perché sono contro i musulmani. Riscoprono la radice cristiana perché questa gli permette di essere più. Quindi è un radicalismo in cui la religione viene sfruttata da un punto di vista politico, in cui i venditori di certezze stanno imponendosi, anche se ovviamente le loro certezze sono delle certezze fatue che non possono durare molto, però riescono ad arrivare fino agli appuntamenti elettorali e vincerli. Questo ha spiazzato la Chiesa Cattolica. Ora, se ho ancora 2 minuti su Francesco, veloci, giusto, è solo per dire che fra 20 anni, 30 anni, ci ritroviamo qui fra una trentina d'anni e ne discutiamo,
Papa Francesco sarà o dimenticato completamente o salutato come un profeta. Queste sono le due possibilità. Perché la Chiesa Cattolica, parlando di demografia, ha cominciato fin dal 1968 a fare una battaglia natalista, all'epoca in cui prevalevano tesi malthusiane. E ha continuato a farla su temi come l'aborto, il divorzio, l'omosessualità, eccetera, eccetera. Papa Francesco ha visto la fase successiva, che è che i problemi demografici oggi, quello che i papi precedenti hanno chiamato il suicidio demografico dell'Europa, si risolve con l'immigrazione. E questo lo ha buttato in una voragine di discussione politica che rischia anche di coinvolgere la Chiesa Cattolica e di trascinarla verso il fondo. Quindi vedremo quale può essere la prospettiva futura. Grazie. Io devo dire grazie al professor Graziano, di cui invidio la complessità sistemica e l'ottica globale. Anche a nome vostro lo ringrazio di nuovo, so che deve ripartire velocissimamente lui. Ho ancora un quarto d'ora. Hai ancora? Un quarto d'ora. Ah, ce l'hai ancora, perfetto. Allora stai con noi ancora, perfetto, meglio ancora. Ho capito. Allora, questo mi permette, la Chiesa Cattolica mi permette di fare un salto in Brasile, dove la Chiesa Cattolica è molto forte e dove, diciamo, il messaggio di Papa Francesco in termini di uguaglianza sociale e di ecologia passa tranquillamente, perché c'è una tradizione tutta brasiliana del cattolicesimo che riguarda il cattolicesimo sociale. Spiego brevissimamente. Mentre per noi, diciamo, la religione è prima di tutto etica, in Brasile è prima di tutto impegno sociale. Un esempio banalissimo: se voi andate a parlare ai brasiliani di etica sessuale, di rapporti sessuali prematrimoniali, eccetera, vi scoppiano a ridere in faccia, e sono cattolici ferventi. Il che vuol dire che i sottocodici culturali della religione non sono gli stessi. Paola si è occupata molto di questo e chiaramente non la interrogerò su questo, ma vorrei capire, tu hai detto c'è questo doppio elemento di contraddizione tra il Brasile di cui parlavi tu prima, no? Da un lato la passione politica, Lula alleato della Cina, però nello stesso tempo il Brasile tende ad essere il centro dell'America Latina e quindi a proporsi anche lui come centro e a rendere compatibili differenze che in America Latina, voi sapete, il Papa ne è una dimostrazione, sono molto forti. Evidentemente qui ci sono grandi problemi di povertà e di ambiente in cui il Brasile si trova di fronte e che deve affrontare in maniera veloce. Che dici su questo? Então, eu queria voltar un poco para a relação entre... Allora, io voglio tornare un attimo sulla relazione tra globalizzazione, democrazia e religione. Credo che questa sia una relazione davvero importante. Quando è finito il nostro processo dittatoriale alla fine degli anni 90 in Brasile, il Brasile ha fatto ovviamente una nuova Costituzione nella quale il modello democratico deve essere perfetto, prevalere su tutto. Deve essere una difesa totale contro qualunque tentativo nuovo di un eventuale governo dittatoriale. Allora, con questa apertura verso la costruzione democratica, il Brasile ha globalizzato la sua politica e ha finito col essere firmatario di moltissimi contratti internazionali, accordi internazionali sull'ambiente, sui diritti umani, eccetera. Diciamo che in questa globalizzazione della politica il nostro sistema giuridico e il nostro repertorio politico, tutto si è globalizzato e siamo riusciti a costruire con cura molte istituzioni democratiche e un repertorio democratico nuovo che non esisteva affatto fino agli anni 80 e abbiamo da allora cercato di costruire la nostra nuova società. Allora,
Qual è uno degli elementi fondamentali di questo nuovo modello democratico che si è attuato da loro? Io direi che è il moralismo. Quindi per la prima volta il Brasile, anziché vedersi come una società sincretica, cristiana e diciamo molto molto mescolata, il Brasile ha iniziato a vedersi come una società pluralista e diversa. E questo ha fatto cambiare moltissimo il sistema politico, ha fatto cambiare il modo di condurre le cose, ha avuto un impatto enorme sulle religioni tutte, perché questo ha fatto finire l'egemonia della Chiesa cattolica ed ha comportato l'enorme progresso degli evangelici nel settore, diciamo, pubblico. E improvvisamente non siamo più una nazione cattolica, siamo pluralista con tante religioni e dobbiamo rivedere anche il ruolo della religione afro-brasiliana, che diventa una delle tante religioni della nazione. Questo ha finito col creare una identità o una percezione che ci rende molto diversi da una nazione cattolica tipica del passato come eravamo. E questo fa molto cambiare il modo in cui le religioni parlano nella sfera pubblica del Brasile. Quindi questa Scusa Paola, scusa, visto che stai parlando di questo, puoi accennare un po' al fatto che quando il Brasile, che non ancora arrivava a questo punto, il modello augurale di Darcy Ribeiro era che il Brasile poteva essere un modello per i paesi, almeno per i paesi più poveri. Questo cambiamento strutturale a livello di mentalità ha rotto anche questa modellistica? Sì, sì, acho che sì. Sì, secondo me Acho sì, che, sì, assolutamente. come che eu diria? Allora, come posso dire? O sincretismo não é mais a grande Il ideologia. sincretismo non è più la grande ideologia nel Brasile. Il modo di gestire le differenze, che era proprio il modo di fare sincretismo, e il sincretismo costruito attorno alla religiosità cristiana, il sincretismo razziale e religioso di Tarsi Ribeiro, in cui il Brasile sarebbe un paese meticcio e la meticità sarebbe proprio l'energia salvatrice dell'America Latina. Questo è finito, non esiste più. Adesso invece l'ideologia prevede di produrre differenze. Il nero vuole essere solo nero e la religione popolare non vuole più essere religione popolare, può essere o africana o evangelica o buddista. Quindi stiamo creando frontiere identitarie ad ogni livello, in tutti gli spazi, e questo ovviamente ha reso il dibattito nella sfera pubblica molto più conflittuale e anche molto più difficile per costruire un'opinione pubblica e un'idea di nazione coesa, unita. Ma in tutti i casi comunque lo Stato brasiliano già dagli anni 2000 ha continuato a impegnarsi per fare politiche pubbliche di diversità, quindi politica per i neri, politica per i ribeirinhos, per gli indigeni, per le donne, politiche per i poveri soprattutto. Quindi questo universalismo classista, dove la Chiesa cattolica è un grande motore, non esiste più. Le classi si sono spostate tutte verso queste politiche identitarie, frammentate ed eterogenee. La sfera pubblica è diventata molto più eterogenea e molto più difficile è diventato costruire una coesione nazionale in questo contesto. Quindi tutta la sfera pubblica è più conflittuale e la lotta per i diritti è diventata molto più evidente, è emersa rispetto a prima. Ovviamente questo non è tutto male, tutto negativo, anzi lo si potrebbe vedere anche in maniera positiva.
ad esempio nel modo in cui la società brasiliana si è appropriata del linguaggio dei diritti, del linguaggio della giustizia ed equità per far valere anche altri diritti che non sono quelli delle classi e della povertà, ma ad esempio accesso alla giustizia, diritto di libertà pubbliche, libertà di espressione, eccetera. E al contempo nel bilancio dobbiamo inserire un altro elemento che sono le tecnologie dell'informazione. Ovviamente una grande parte del progresso delle chiese evangeliche è stato dovuto al fatto che queste chiese controllano in maniera brillante i sistemi di informazione. Loro riescono a catturare pubblico tramite le reti, gestiscono le religioni in modo telematico, mediatico, tutto il loro pubblico lo catturano sulle reti e questo va a costruire una società eterogenea e frammentata in cui le egemonie sono molto in cui le egemonie è difficile descriverle, comprenderle, perché tutte queste pubblici, diciamo, mediatici, in realtà non si incontrano, non hanno una relazione gli uni con gli altri, vengono costruiti sulla base dei grandi pubblici, delle grandi audience, quindi allora uno si può chiedere che tipo di coesione sociale questi grandi pubblici di grandi folle vanno a costruire nel territorio nazionale, perché è difficile parlare con esse e soprattutto quello che la gente nel frattempo ha capito è che il funzionamento di queste reti porta a pubblici e gruppi che non parlano tra di loro, quindi sfere pubbliche molto frammentate che parlano ma non tra di loro, gli uni con gli altri, andando così a creare uno spazio di conflitto o uno spazio di produzione di egemonie e di compartimenti stagni nella società. È Io questo che si riassumerei pensa. così questa trasformazione radicale così bene illustrata da Paola, che le contestazioni in Brasile adesso sono contestazioni dei ricchi, no? Sono i ricchi che scendono in piazza a manifestare contro non si sa che, ma evidentemente contro il modello precedente, il pentecostalismo contro cattolicesimo, se volete. La Cina su tutto questo. Grazie. La Cina in tutto questo differenziarsi ci si trova bene con la nuova via della seta, si insinua in maniera incredibile. Abbiamo visto Brasile, Africa, però io vorrei che tu facessi anche esempi un po' della via della seta sull'Europa e sui paesi che sembrano si illudono di poter governare il processo. Io penso che il tema da cui sei partito, quello dell'abbandono, sia un tema essenziale. In effetti creare situazioni di vuoto, come è stato detto, implica il fatto che subito vengono riempiti e la Cina e in subordine anche la Russia sono stati abilissimi in questi anni, ma in particolare la Cina, a coprire tutti i vuoti lasciati non solo dall'Europa, ma anche e soprattutto dagli Stati Uniti. Faccio un esempio per l'Europa. Si è creato un vuoto, vi ricorderete, nel caso della Grecia, quando l'Europa ha posto, ai tempi della Troica, ricorderete, delle condizioni molto dure di recupero del debito che la Grecia non riusciva ad onorare. Questa vicenda, che è stata vissuta dai greci come una sorta di tradimento dell'Europa, è stata colmata immediatamente dalla Cina, che si è comprata per 99 anni il 67% della gestione del porto del Pireo e ha iniziato la sua invasione da sud di quello che già aveva fatto da nord con il porto di Rotterdam e dintorni. La Grecia è stata molto pronta a, per esempio, rispondere a una risoluzione dell'ONU, della Commissione per i diritti umani, di qualche anno dopo che questo processo era iniziato, per bloccarla contro la Cina per i problemi del Xinjiang, sui quali non mi sto
a dilungare insomma, la questione delle minoranze, dei musulmani, eccetera, c'era una risoluzione molto dura che doveva passare in Europa, è stata bloccata dalla Grecia. Quindi c'è un do des abbastanza immediato che non è sempre sul piano del ritorno economico piuttosto che. Faccio, per esempio nel caso invece dell'abbandono americano, qui la lista è infinita, perché possiamo iniziare a parlare dagli organismi internazionali che sono stati completamente disattesi o abbandonati, soprattutto durante poi l'amministrazione Trump in particolare, e sono stati colmati subito. Ci siamo trovati che qualche anno fa non c'era nessuna nazione al mondo che aveva un così alto numero di controllo di commissioni all'interno dell'ONU, se non la Cina. Cioè la Cina era il paese che più le controllava, e ricorderete all'inizio della pandemia, per esempio, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia tentennato prima di lanciare gli allarmi e prendere i provvedimenti necessari, dando per buone le affermazioni che venivano dalla Cina che nulla stava succedendo e che tutto era sotto controllo, cosa che i taiwanesi, conoscendo bene i loro cugini o fratelli, adesso non so come chiamarli perché non vogliono neanche più chiamarsi cinesi, taiwanesi, hanno in qualche modo si sono salvati subito. Perché? Perché come hanno visto la prima lastra dei polmoni pubblicata di notte in via del tutto clandestina da un medico dell'ospedale di Wuhan, hanno detto allarme, allarme, chiudiamo tutto perché qua non crediamo a quello che dice la Cina, non crediamo a quello che dice l'OMS, che era, e qui adesso vengo all'Africa, era diretta da un ex ministro della sanità etiope. E quindi qui c'è una, tenete conto, è uno dei paesi dove la Cina ha investito maggiormente, cambiando la natura stessa di tutta l'economia. Quindi ecco che qui si fa sottile il muro che divide la politica dall'economia, dagli interessi di ogni tipo, anche ideologici se vogliamo, ma soprattutto politici. Non so se ho capito bene l'immagine che è stata data prima dell'Africa. Penso, è chiaro che qui stiamo andando per battute, non c'è il tempo di articolare bene situazioni che sono complesse. Io penso che l'Africa debba essere in qualche modo affrontata in modo non unitario. Non c'è una sola Africa, ci sono molte Afriche e sono molto diverse. È un fatto che la Via della Seta in Africa è il continente dove ha avuto il maggior successo, nel senso che era il paese che più aveva necessità di essere aiutato e dove l'abbandono, come è stato sollevato da te, dell'Occidente, chiamiamolo così, in senso lato, con questo termine che insomma ormai comprende anche il Giappone, la Corea del Sud, l'Australia, per cui un Occidente molto ampio, eccetera, in qualche modo aveva lasciato. E qui si sono verificati dei fenomeni di vario tipo. Hai perfettamente ragione quando dici che il non porre condizioni ai prestiti in nome di un principio sacrosanto, quella della non interferenza, della non ingerenza, che è un concetto nobilissimo, in realtà è utilizzato dalla Cina in modo, se posso dire, anche spregiudicato, nel senso che può fare affari con chiunque, si è attrezzata con delle proprie banche. I soldi non escono dalla Cina, sia ben chiaro. I soldi vengono dati a quelle aziende cinesi con una partita di giro che sta all'interno della Cina, che non è che i soldi vengono dati al paese africano che chiede un contributo alla banca cinese, non più alla World Bank, per fare una ferrovia o piuttosto che un porto o quello che è. No, vengono date alle aziende cinesi che andranno a lavorare lì, portandosi l'80% e forse il 90% di tutte le infrastrutture che servono, quindi andando a risolvere un problema di sovraccapacità, adesso ci arrivo, di sovraccapacità. Sì, ma quello è sul quarto d'ora? Sì. Manca un quarto d'ora. No, dobbiamo chiudere. Abbiamo tempo ancora 5 minuti? Sì. 5 minuti. Allora, dicevo, c'è
questo problema della sovraccapacità, quindi la Cina investe in questo modo. Cosa resta al popolo africano? Non resta nulla, perché poi gli ingegneri sono cinesi, la manodopera, tutte le maestranze qualificate o anche semiqualificate vengono dalla Cina e solo un numero ridottissimo di maestranze locali viene utilizzata. Questo ha creato una anche reazione di dissapore, di risentimento della popolazione nei confronti dei cinesi, ma non dei governanti che hanno fatto l'accordo, perché quelli sono stati anzi foraggiati e qui c'è il problema della corruzione, eccetera. Quindi è una questione abbastanza complessa. Alcuni di questi stati non sono stati in grado di tornare di onorare il debito e quindi sono caduti nella cosiddetta trappola del debito. La trappola del debito i cinesi l'hanno costruita in un modo anche sapiente, nel senso che accanto a ogni contratto si è scoperto, si è capito, esiste un subcontratto segreto che si apre solo e scatta nel momento in cui lo Stato non è in grado di... Questo subcontratto segreto ha dei vincoli pazzeschi, cioè nel senso che tu cedi anche la tua sovranità per delle porzioni del tuo territorio molto importante, per esempio di un porto, ed ecco qui io credo che la Cina ormai possegga il 70% dei porti mondiali in questo modo, per cui in qualche modo ecco che non è un colonialismo come viene presentato win-win, di reciprocità, no? Un rapporto di reciprocità, è sempre sbilanciato da una parte. E questo è il problema. E l'Africa si trova, all'inizio questa cosa non si capisce e non si coglie nel tempo. E questa cosa nel tempo è un problema che sta crescendo, tant'è che molti stati africani stanno chiedendo la rimodulazione o addirittura l'annullamento del debito, eccetera, e al di là delle parole che sono state dette, che la Cina ha detto che si assumerà la sua onere, eccetera, raramente intervengono molto di più, ancora una volta, le istituzioni cosiddette occidentali, cioè il Fondo Monetario Internazionale, eccetera, che prestano i soldi, però vincolandoli a certe condizioni, no? A certe condizioni sui diritti, eccetera. Ecco, quindi è una situazione complicata. Io penso che tutto si muova sulla base di un unico principio, che è quello degli interessi che la Cina ha nel promuovere la via della seta o qualsiasi iniziativa di globalizzazione, per tornare al termine. Infatti è il paladino della globalizzazione, perché gli va bene questo, ma non vuole avere a che fare con l'Africa insieme, vuole avere a che fare con i paesi africani, i rapporti bilaterali, certo. Non vuole avere a che fare con l'Europa, vuole avere a che fare con un'Europa divisa per rapporti bilaterali. Perché? Perché quei rapporti bilaterali si può facilmente trovare un'intesa con un governo magari corrotto. Ed ecco che per esempio l'anno scorso finalmente è finita una indagine molto importante condotta dalla Commissione per i diritti umani che la commissaria ha consegnato 13 minuti prima che scadesse il suo mandato per essere sicura che non la impalavano viva. E la Cina ha fatto un lavoro di lobby eccezionale, se posso dire, perché è un lavoro che sa fare benissimo, grazie agli abbandoni, alle coperture di cui ho detto prima, ed è riuscita a creare nel Consiglio che avrebbe dovuto deliberare se portare in assemblea generale questo report che denuncia una repressione degli uiguri e delle minoranze musulmane in Xinjiang in modo palese, è riuscita a bloccare la discussione di questa cosa avendo la maggior parte dei numeri, non dei numeri complessivi ma parziali, cioè se tu assommi i negativi con gli astenuti hai un maggior numero di quelli favorevoli ma sono passati favorevoli, e il 90% dei voti favorevoli erano tutti di paesi africani che erano o strangolati dal debito, dalla trappola del debito, o speravano di avere i soldi perché non hanno alternative. Ma poi quelli sono governi, adesso io forse esagero nella mia enfasi retorica, ma quelli sono governi che spesso sono anche il prodotto di colpi di mano, eccetera, e non sanno che durata avranno, per cui avere questi contributi e queste cose è essenziale per la loro sopravvivenza. Basta vedere quello che è successo in Sahel, dove si sta creando un fattore nuovo, con questo chiudo, estremamente importante, che è una novità, io penso, sulla quale varrebbe la pena meditare. Cioè che qui si è creata un nuovo modo di procedere tra quelli che oggi si chiama l'African Corps, la vecchia Wagner russa,
che appoggia e sostiene il colpo di Stato, e la Cina che arriva subito dopo e fa un contratto da 400 milioni per l'acquisto del petrolio, che è il maggior acquisto fatto in Africa sul petrolio, a sconto. E quindi ecco, sembra che ci sia un braccio armato e un braccio economico. E in questo momento di questa amicizia senza limiti tra Russia e Cina, anzi scusate, tra Cina e Russia, che è sbilanciato totalmente, questo sistema sembra al momento funzionare. Funzionerà fino a quando? Fino a che la Cina riterrà che gli è conveniente. Grazie. Avete visto che il quadro è molto complicato e siccome il tema di quest'anno è metamorfosi ed è il ventennale di Vicino Lontano, io vorrei concludere così. Vicino Lontano è nato come Vicino Lontano, identità, differenze al tempo dei conflitti. Le metamorfosi del mondo attuale hanno cambiato anche queste tematiche. Come avete visto, sono i conflitti e le differenze a ridefinire le identità. E noi che possiamo fare? Beh, ripensare la nostra identità, che di fronte a questi macrocosmi, di fronte a queste potenze, scusate, non può essere più l'Italia nazionalistica, non oso dire il Molise o il Friuli perché farebbe ridere, ma almeno deve essere l'Europa, almeno questa identità europea ci può aiutare in qualche modo ad essere un soggetto collettivo in grado di competere con questi grandi imperialismi. È quello che io auguro agli italiani e a tutti noi. Grazie. Bravo. Quale Europa? Questo ci vuole un altro convegno. Esatto. Ciao, grazie. Grazie. Ovviamente ringrazio tutti i relatori, in particolar modo Paola Montero che ci ha seguito dal Brasile.